È ancora in gravi condizioni la trentenne padovana ferita alla testa da una statuetta di onice caduta dall'alto mentre stava passeggiando tra i vicoli dei quartieri spagnoli a Napoli. La donna è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale del Mare, dove è stata sottoposta nelle scorse ore ad un delicato intervento chirurgico per ridurre un'emorragia con edema cerebrale. L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio intorno alle 16. Chiara, trentenne padovana ma residente a Parigi, stava camminando con un amico in via Sant'Anna di Palazzo ai quartieri spagnoli quando all'improvviso ha visto cadere qualcosa dall'alto, prima una bottiglia e poi una statuetta scura che ha colpito la giovane in testa facendola cadere a terra tramortita. Illeso invece la persona che era con lei. Chiara è stata soccorsa da due turisti americani, entrambi medici che stavano passando in quel momento, e le hanno praticato un massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei soccorsi che, vista la gravità della ferita, hanno immediatamente trasferito la trentenne all'ospedale del Mare. La vicenda è seguita da vicino dall'assessore al turismo di Napoli, Teresa Armato. La ragazza ieri sera tardi è stata operata e poi stabilizzata e accolta nella rianimazione dell'ospedale, dove è ancora in condizioni stabili. Adesso stiamo cercando di trovare, abbiamo già trovato per la verità, una sistemazione per il fidanzato e per tutti i parenti, per le due famiglie insomma, che adesso stanno arrivando nella nostra città. Noi veramente ci auguriamo davvero che, malgrado le condizioni così gravi, però ci possa essere un decorso positivo di questa terribile vicenda. La prognosi è riservata, fondamentali le prossime ore per capire l'evoluzione della situazione. Per questa mattina sono previsti accertamenti medici per capire le condizioni dell'attività cerebrale. A Napoli in queste ore sono arrivati i familiari della trentenne. Nel frattempo proseguono le indagini della Polizia di Stato per chiarire ogni aspetto dell'incidente, anche se sembra trattarsi di una tragica fatalità. Sia la polizia che è immediatamente accorsa sul luogo e sia i nostri vigili stanno facendo le indagini. Al momento più di tanto non le so dire, so che appunto è stata colpita da una statua, sembra, comunque molto pesante. I pezzi della statuetta, un grosso elefante di onice, sono stati recuperati e sequestrati dalla polizia.